Quello che il premier Matteo Renzi chiama il blocca Italia, la 3 giorni di proteste lanciate dal leader della Lega Matteo Salvini e che si concluderà l'8 novembre a Bologna, non avrà lo scopo di fermare alcuna attività. Parola del governatore veneto Luca Zaia, che da Bruxelles spiega le ragioni di questa grande mobilitazione popolare. Innanzitutto non si blocca proprio un bel niente, saremo lì invece a dimostrare che c'è una maggioranza silenziosa che si oppone a delle scelte del governo che non condividiamo. Un governo che mette come priorità in un momento così di difficoltà, dove abbiamo 6 milioni di italiani che vivono al di sotto della soglia di povertà, e mette come priorità lo ius soli. Lo tsunami finanziario e procedurale causato dalla gestione caotica dell'immigrazione, firmata dalla premiata coppia Renzi-Alfano attacca Zaia, sta per arrivare. Decine di milioni l'anno solo in Veneto per procrastinare praticamente sine die il contributo di 35 euro al giorno pro capite a migranti in attesa di essere valutati dalle commissioni per lo status e di quelli che ricorrono contro il diniego. Centinaia, probabilmente migliaia di ricorsi sulle spalle dei giudici che dovranno lavorare circa un anno per caso. Prospettive di rimpatrio dei non aventi diritto in quanto migranti economici, che sono i 2/3 meno di zero. Il tutto grazie a un governo che insulta con le sue azioni tanti italiani e veneti ridotti in povertà dalla crisi. Un governo che mette come priorità la legge elettorale non sapendo che abbiamo gli esodati, che abbiamo la Fornero, un governo che comunque fa finta di non vedere che con i ricongiungimenti familiari gli immigrati riescono ad avere un vitalizio, immigrati che non hanno mai vissuto in Italia e non hanno mai lavorato qui.